Siamo pronti per questa camminata e pronti a essere sfornati dal lupo. In realtà tutti che un po' di scaga sotto. Ma no? No, l'ho fatta prima. Ok, allora niente. Il nostro obiettivo è il panino. Sì, vabbè, birra e il panino ovviamente. Buona a neve Bobby. Poi un po' che con... Giochi olimpici 2018, aspettateci. Vediamo, Bonnie, gioca per l'oro? Non va. E ci sono momenti... Sì. Dai, io copiamo Tex. Guarda che bello che... Dai. Siamo a metà strada. La birra si avvicina sempre di più. Metto ancora seguo, ci sto... Pausa a metà percorso. Grazie. No, neanche. 3/4 quasi. Siamo arrivati per Asiago. Sali e salvi. I lupi si fanno un baffo. Ma c'è ancora il ritorno. Ah, Aspettando pochi lupi, tante lupe però. E il personaggio del giorno, l'uomo con le cannette. Direttamente dall'ospedale di Asiago. Con l'ombretta davanti a sé. Ha dichiarato all'ospedale mi dava solo che acqua. Giustamente mi fa un invece a tornare. Effettivamente brutta scelta quella dell'ospedale. Però ha saputo rifarsi in qualche maniera, scappando dall'ospedale e ritrovandosi nel vecchio. Purtroppo c'è queste birrette che sono massa piccole. Le birrette infatti ne non assaggia. Come usare l'arancia in modo diverso. L'uomo Si limitava a per la presenza dell'arancia, ora è stato svelato il mistero. il mistero. E poi sì. Ragazzi, stiamo tornando senza paura, pronti col nostro bastone a difenderci dai lupi. Questa è la taverna di prima, che è più suggestiva di notte.